Eccoci qua, siamo tornati e presento il nostro nuovo ospite, Paolo Zanetti, comandante del Corpo Forestale dello Stato, Padova. Della provincia di Padova. Esatto, perché non ci stavamo, era talmente lungo che abbiamo messo Padova. Allora, comandante, io la ringrazio per essere tornato a trovarci, ho avuto la fortuna di averla tempo fa e sono sempre un po' appassionato per quanto riguarda i vostri compiti e non ho mai fatto specie di, insomma, essere amante degli animali, però dovremmo questa sera fare un pochino un punto di riflessione, perché so che ci sono degli accadimenti un po' spiacevoli, ma è la natura. Quindi sto parlando di volpi che razziano le povere galline e purtroppo anche un orso che ha fatto, insomma, una piccola strage per quanto riguarda, insomma, la montagna. Approfondiremo a breve con i testimoni e vittime, tra virgolette, dell'accaduto. Ma con lei voglio capire, visto appunto il titolo, Veneto invaso dalle specie aliene. Vorrei capire un pochino se è così o se noi giornalisti facciamo sempre un po' clamore per fare audience. Io so che ci sono molti animali che non fanno parte proprio del nostro territorio, sia parlo della regione Veneto che del territorio nazionale. Vado ad esempio a scartabellare, posso toccare ad esempio la tortora dal collare orientale, vediamo se ho fatto bene i compiti e vi do anche qualche colpo d'occhio. Ecco qui che arriva questa bella creaturina, questa coppia, però ahimè non fa parte del nostro territorio. Posso andare avanti con addirittura delle piante, quindi la robinia, eccola che arriva anche la robinia, che io ho fotografato proprio anche poi al Parco Iris e dicevo, ah che bella pianta, oppure, che ne so, l'ambrosia. Ho scoperto che in Lombardia addirittura danno una multa di 500 euro se non fanno lo sfalcio, perché è causa di allergie, e arriva addirittura a 2 chilometri di distanza questa pianticella, per non dimenticare poi lui, uno dei nostri protagonisti dei fiumi, il gambero killer, che non è né veneto né italiano, e so che fa stragi veramente di fauna ittica, insomma. E poi purtroppo, ma la colpa, lo ricordo, è sempre nostra, eccolo qui, questa bestiola tanto carina, la nutria, in realtà il castorino americano, giusto? Scappato dagli allevamenti. Ecco perché noi cosa abbiamo fatto? Sfruttiamoli per le pellicce, dopo non va più di moda quel tipo di pelliccia, vabbè, liberiamoli, oppure sono scappati loro perché la natura logicamente fa il loro corso e via. Insomma, a lei la parola e... Allora, io cercherò di non essere pedante, di fare una non lo sarà. lezione di ecologia. La diagnosi è sicuramente giusta, ma la prognosi non è assolutamente infausta. Perché se guardiamo indietro nel tempo della colonizzazione della vita, i movimenti che la vita ha fatto sul nostro pianeta ad effetto delle glaciazioni, vediamo nei secoli, nei millenni, nelle ere geologiche un movimento di specie sulla superficie terrestre assolutamente consistente e diffuso appunto nel tempo. I problemi sono aggravati nell'ultimo periodo perché con la rapidità di movimento che la moderna tecnologia che ci mette a disposizione, c'è rapidità di movimento, qualche volta voluta ma anche spesso non voluta, anche per le specie animali e vegetali appunto aliene, cioè appartenenti ad altri ecosistemi che vengono ad invadere i nostri ecosistemi. Le criticità maggiori poi si avvertono ove gli ecosistemi aborigeni, diciamo, sono già in crisi per un eccesso di semplificazione, per una carenza di biodiversità, per un impatto negativo dovuto sovente a cause antropiche che l'hanno quindi indebolito. Hanno indebolito quei meccanismi naturali che ogni ecosistema ha, che si chiamano meccanismi omeostatici, cioè di difesa e di rimarginamento, di possibilità di rimarginare. Ma c'è anche da dire i che danni. comunque l'uomo ci mette un po' il suo zampino cercando di sostituirsi alla natura e a Dio. Ad esempio, se vado a toccare il caso di questo piccolo pesce tropicale che si chiama gambusia, è stato importato qua perché è ghiotto di larve di zanzare, ma non solo, non ha avuto poi questo impatto così positivo, anzi ha fatto incetta di pensiamo a quello altro. che è successo in Australia con i conigli importati a scopo alimentare, ma sono successe devastazioni di ogni tipo per una maldestra buona volontà di integrare reddito oppure di arricchire addirittura
la natura, ci sono specie di ungulati anche piuttosto ingombranti che sono totalmente aliene nel nostro panorama sia italiano che europeo. Pensiamo al daino, che è una specie assolutamente non autoctona, ma la cui importazione in Europa, in Italia in particolare, risale ancora ai tempi dei Romani. Per quanto riguarda le piante, citava la robinia, è stata usata all'inizio della costruzione della rete ferroviaria, parliamo di 2 secoli fa, nel rinverdimento veloce delle scarpate ferroviarie create con la costruzione delle ferrovie, e da lì si è diffusa, colonizzando, purtroppo invadendo anche aree di pregio. Sto pensando ai nostri coleuganei, dove ci sono parecchi robinieti. E cosa volevamo fare con la zanzara tigre? Sentirci più la zanzara tigre esotici. No, ma come dico, a volte queste immissioni sono state frutto Sì. del caso. Esatto, Ricordo questa uno arriva in teoria dall'Albania e da altri percorsi. Poi ho letto che è stata purtroppo un piccolo focolaio in quel del Piemonte, in un deposito di vecchi pneumatici, da lì poi ha spaziato. Allora, ne citerò un altro esempio più forestale. Il cancro colorato del platano, che è un flagello per le nostre alberature, bellissime alberature stradali, e tra l'altro è stato anche un flagello per Prato della Valle. Io da giovane studente, qualche decennio fa, mi ricordo le piante maestose che c'erano. È arrivato in Europa con le cassette di munizioni depositate alla Reggia di Caserta, che era stata utilizzata nel corso della Seconda Guerra Mondiale come deposito di munizioni delle truppe anglo-americane, e da lì si è diffusa dai platani intorno alla Reggia in tutta Italia. Sicuramente non è stata un'immissione voluta, no, ma frutto del caso. Ma sto pensando anche alle alghe importate con le incrostazioni delle chiglie delle navi che stanno sterminando le praterie di Posidonia nel nostro Mediterraneo. La Posidonia oceanica. Esatto. Ma come dico, la diagnosi è giusta, ma la prognosi non è infausta, nel senso che la natura nei lunghi periodi, l'ecosistema, che è un'orchestra, una sinfonia di tanti strumenti, un ecosistema integro, ha la capacità nel tempo di elaborare meccanismi propri di contenimento e di dimensionamento. Ma infatti La robinia che lei citava prima è una componente che si sta naturalizzando nel nostro territorio. Tra altre cose, con i fiori di robinia profumatissimi si fanno anche delle frittelle meravigliose. Cioè, non tutto viene a causare devastazione. Certo che la natura ha tempi lunghi perché si producano, si riproducano e si formi tutto quel corredo di parassiti e di bioregolatori. Questo non è un mostro di Loch Ness, è il siluro, ma è il famoso siluro che colonizza i nostri esatto, fiumi, con effetti devastanti su tante specie autoctone che vengono messe in crisi. Quando una specie nuova arriva in un ecosistema, non ha tutto quel corredo di parassiti e predatori che ne contengono lo sviluppo incontrollato. Sì. E quindi abbiamo si altera anche Rodolfo Bedin al telefono, prego, un secondo solo, Bedin, prego comandante. Si altera un equilibrio, e quindi c'è un'espansione esponenziale di questa specie, a scapito, a danneggiare quelle che sono le possibilità di vita, le nicchie ecologiche delle specie autoctone. Allora, abbiamo un po' anticipato quello che sono gli accadimenti del risveglio della natura, che però purtroppo le persone poi pagano sulla propria pelle. Abbiamo al telefono il signor Rodolfo Bedin, che purtroppo ha subito, e non è la prima volta, la razzia da parte delle volpi. Lui si trova nella zona di Cadoneghe, Vigonza. Rodolfo, mi sente? Sì. Allora, ci racconti brevemente che cosa... Prego, perdoni comandante. Niente, da una decina d'anni, ecco, circa, che sono invaso, non io solamente, ma anche diversi contadini della zona, da questi predatori, ecco, che una volta si contavano uno su tutto il paese. Adesso siamo invasi, non ci salviamo più. Quasi ogni notte vengono e fanno razzia di pollame e di altro genere di animali. Dunque ho fatto denunce, è venuto 2 guardie provinciali della provincia, e purtroppo non possono fare niente perché non è compito loro a uccidere le volpi o catturare, non sono capaci. Mi hanno detto che purtroppo loro possono intervenire solamente sulle zone di ripopolamento, e 500 metri tutto attorno alla zona di ripopolamento. Che cos'è questa zona? È una zona dove gli animali, fagiani, lepri, si riproducono. Sì. Ecco.
in quella zona possono cacciare le volpi perché distruggono, mangiano questi animali. E ora chi mi difende i miei animali, che pur avendo custoditi con una rete alta 1,5 metri di recinzione e fanno le buche per sotto, e io sono andato in comune e non mi lasciano cementificare, fare niente e tirare la rete, cioè è un disastro. Come faccio io come agricoltore? Cioè io la capisco perché se veramente non sa poi dove sbattere la testa, la problematica è anche che tendenzialmente poi uno, se non ama gli animali, e glielo dico io, sono un po' di parte, poi gli viene magari anche qualche pensiero negativo del tipo mettere tagliole, imbracciare armi, ma sono cose che non si possono fare. Ti viene da fare questo, ti viene perché dai una volta, 2, 3, tutte le mattine mi alzo, 4:30, 5, resto lì fuori fino alle 6, 6:30. Insomma non dormo, prima non dormivo perché i ladri sono venuti 3 volte quest'anno a trovarmi e farmi visita, adesso comincia la volpe, è stata quieta, calma 7-8 mesi, certo. Ma non si può andare avanti così. Bedin, c'è proprio qui il comandante della forestale, Paolo Zanetti, che vuole intervenire, prego. No, niente, sì, come lei penso sappia, il corpo forestale non ha nessuna funzione di intervento su questa tematica. Quello che mi interessa sapere è se lei ha fatto le richieste di risarcimento all'ente provincia e che risposta ha ottenuto. Cosa vuoi? Quando si fa risarcimento, come quando un cane viene a mangiarmi i pulcini sotto la cesta del vicino o dell'altro, ti chiedi i danni, l'assicurazione cosa fa? Calcola i danni della gallina a 2 euro, 3 a gallina, quando le mie vengono a costare 10 volte superiori, cioè è tutto un altro discorso. Il mio allevamento a terra non è un allevamento intensivo, per cui io riproduco i pulcini sotto la chioccia ancora come 100, come 300 anni fa. Certo. Non faccio vaccinazioni di nessun tipo, si autodifendono con i loro anticorpi. Quando si mangia un pollo deve essere sano, senza anaboizzanti, senza niente, senza... Giusto. Bedin, un secondo che il comandante vuole replicare, prego. No, sì, non è che io abbia risposte definitive da darle. E quello che volevo fare era un discorso di carattere più generale che magari ci teniamo per dopo. Quello che invito il signor Bedin a fare è sicuramente, anche con la consulenza della Polizia Provinciale, che sicuramente saprà dargli dei consigli puntuali, di fare tutti quegli apprestamenti, scusate se me lo levo, ma lo ritorno, di quegli apprestamenti di sicurezza e anche una mediazione con l'amministrazione comunale, perché tra la cementificazione della campagna e l'apprestare delle difese, degli sbarramenti che possano essere efficaci per le volpi o delle chiusure notturne o qualcosa di questo tipo. Per quanto riguarda l'entità dei risarcimenti, mi spiace che lei non li ritenga sufficienti, questo è un problema che va posto alla politica, all'amministrazione provinciale, ma sicuramente chi ancora alleva animali nel nostro territorio in maniera estensiva ha il diritto, come la volpe a mio modo di vedere ha diritto di sopravvivere nei nostri ecosistemi, ci deve essere posto anche per la volpe, però chi subisce un danno ha diritto ad avere un risarcimento che sia congruo con la perdita che ha subito. Ha capito Bedin? Sì, io ho capito perfettamente, però quello che proprio io, quando la volpe viene a portarmi via la gallina che stavo covando i pulcini appena nati, sono morti tutti perché con le uova che stavano per schiudersi, cioè è come dire, tanto c'è l'assicurazione che paga, c'è la provincia che non è questo. Esatto. Se si perde 100 euro costa, avevo più piacere aver perso 100 euro che certo, perché c'è poi il fattore umano e affettivo. È come dire, io provoco un incidente stradale, uccido uno, tanto non succede niente perché tanto sono assicurato. C'è l'assicurazione. C'è un dolore che è immenso. Non so se ho reso l'idea. Sì, la capisco benissimo. È anche bello, anche perché ci tengo a dirvi una cosa. Il Corpo Forestale dello Stato è un corpo di polizia ambientale, però ha una radice di corpo tecnico con funzioni di polizia. Quindi siamo persone che sono formate sia negli studi che hanno fatto, io sono laureato in scienze forestali, tanti miei colleghi sono agronomi, sia per le esperienze professionali sia per la formazione all'interno dell'amministrazione, e siamo ben coscienti e a corrente di quelle che sono le problematiche del mondo rurale. Siamo una polizia, come si dice adesso, di prossimità, cioè vicina al cittadino, soprattutto vicina
al mondo rurale, quindi io capisco perfettamente anche quelle che sono le sue sensazioni oltre che le sue problematiche economiche. Occorre trovare una soluzione, occorre che la politica trovi una soluzione soddisfacente anche per queste problematiche, che appunto è fatta da un mix di interventi. Poi parleremo dell'orso se non sbaglio, sì. E quindi vi dirò anche quelle che sono le nuove strategie di azione nella protezione ma anche nel controllo di questo fenomeno di espansione del predatore orso, e così occorrerà fare anche con i predatori diciamo più abituali qual è la volpe, con un mix di interventi che vanno dai risarcimenti che devono essere congrui, dall'assistenza anche burocratica amministrativa per predisporre le difese e eventualmente dove necessario anche a delle pianificazioni di diradamento delle popolazioni. Ricordo che le volpi hanno rappresentato una problematica nel decennio passato notevole dal punto di vista sanitario con la diffusione della rabbia silvestre. Esatto. È stato fatto un programma di vaccinazione ma anche di cattura in tutta la regione Veneto per tenere sotto controllo questa epizoosia che è abbastanza preoccupante perché può essere mortale anche per l'uomo come tutti sanno. Allora, volevo congedare il signor Bedin, però con la speranza che veramente qualcuno si attivi per dare una mano al mondo rurale, perché se no noi parliamo e sentiamo semplicemente una testimonianza e questo dispiace sempre. La testimonianza, io rappresento un po' il mondo agricolo, ma io perché ho fatto la denuncia, gli altri hanno subito tanti danni, io stesso tacciono oppure parlano per le piazze, al bar. Ecco, sai, la voce mi ha portato via il tacchino, mi ha rovinato l'anitra, ecco, tutto così, però io ripeto, sono da decimare perché non c'è un ecosistema adeguato, perché se ci fosse abbastanza selvaggina hanno estirpato via tutte le rive, non c'è più ripopolamento né di fagiani né di lepri, per cui la volpe è un danno sicuramente. Esatto, da qualche parte deve sfamarsi. Anche per la fauna, per i cacciatori che prossimamente adesso aspettano le nidiate dei fagiani, la volpe fa razzia. Bedin, io la saluto e la ringrazio. Niente, buonasera, grazie. Grazie. Buonasera. Grazie, il discorso della caccia lo lascio lì perché insomma è un mondo che non mi appartiene molto. C'è una circostanza al contorno che vorrei sottolineare. Sai, perché io poi vorrei anche sentire un po' qualche normativa per le specie invece esotiche che abbiamo a casa. Io vorrei fare un appello al mondo rurale che, come dicevo, conosco e apprezzo perché è il mondo da cui anch'io provengo. Non è il caso di provvedere con il fai da te, il mondo rurale mi capisce. Oltre ad essere vietato dalla legge, può presentare dei pericoli, e sto parlando di bocconi avvelenati, bravissimo, per uscire dei pericoli non solo per l'incolumità degli animali di affezione, i cani e i gatti, ma anche per le persone. Purtroppo la storia anche recente, la cronaca ha riportato anche episodi molto tristi in questo senso. Perché poi ad esempio quindi, se lei tocca abbiate fiducia nelle istituzioni, come dico, nella nostra meravigliosa terra veneta ci deve essere posto per tutti, per gli agricoltori prima di tutto, per le popolazioni inurbate meno vicine e forse a volte più rumorosamente sensibili verso le tematiche ambientali ma meno vicine alla realtà di quelli che sono gli ambienti naturali, ma anche per la fauna selvatica, e ci deve essere posto per tutti, e sta appunto a chi gestisce la cosa pubblica anche trovare i giusti equilibri. Comandante, addentriamoci in un altro mondo, quello delle specie esotiche che abbiamo a casa, diciamo tra virgolette domestiche. C'è gente che si fa il terrario, c'è gente che si fa l'acquario, e quindi c'è un mondo un po' sommerso, a volte no, a volte sì, di tratta di questi animali. Quali sono le normative e quali sono insomma un pochino le cose sicuramente da fare e non fare? È vietata per legge l'immissione di fauna non autoctona di qualsiasi tipo negli ambienti naturali, quindi costituisce un illecito che viene sanzionato se di questo ne ha cognizione. Piano, solo un istante che finiamo il discorso, poi le parliamo, rimanga lì in attesa al telefono. Prego, comandante. Quindi è un'azione assolutamente illecita da non fare. Gli effetti perniciosi li vediamo. Citava il gambero di fiume prima, che si è riprodotto in maniera eclatante non avendo competitori naturali, e ha soppiantato su tante aste fluviali il nostro gambero autoctono molto più
più fragile nella concorrenza, creando un danno ecologico notevole. Non parliamo delle tartarughe, di cui tutti i laghetti anche dei parchi padovani sono infestati, che sono nient'altro che il risultato dell'usa e getta che tanta gente purtroppo, nostra gente fa perché con pensavo rimanesse piccolina, esatto, diventata una tartarughina. testuggine. Non fatelo, perché oltre a essere un illecito è una cosa che ha un impatto negativo. Corpo Forestale cerchiamo di diffondere sensibilità e cognizione di causa, siamo impegnati anche come il Corpo Forestale di Padova in una intensa attività di divulgazione ambientale presso le scuole. Bello. Ogni anno migliaia di ragazzi attraverso lezioni frontali in aula o escursioni guidate hanno modo di acquisire conoscenza, E di cognizioni capire. e sensibilità. Comandante, allora abbiamo Franco Pianon, che è il presidente della cooperativa Fardima, allevatori agnello dell'Alpago, e purtroppo so che è testimone di un qualcosa di spiacevole. È giusto? Sì, esatto. Allora, purtroppo qui un orso, non più una volpe, ha fatto razzia di, se non sbaglio, 5 agnelli? Sì, 5 pecore. 5 pecore, perdoni. 5 pecore su un allevamento e una su un altro. E come si riesce a vivere a così stretto contatto con un animale bellissimo, splendido, ma che può essere logicamente per fame anche così pericoloso? A lei la parola, Presidente. Sì, sarà un bel animale, però un po' pericoloso sicuramente. Certo, infatti l'ho sottolineato. Non si è neanche visto, perché lui girerà sicuramente di notte. Però non è facile, penso anche per la gente che prende un po' di paura di questo animale. Certo, perché questa volta, adesso non voglio creare la notizia, no, tanto per fare audience, questa volta sono stati gli animali, però non si sa mai, insomma. Sbaglio? Ho visto che ha reagito subito il comandante. No, non faccia il tragico. No, non voglio fare allarmismo, però insomma, sarà che la televisione a volte ti crea, con tutti questi format televisivi americani, questi attacchi, allora uno poi si dice, boh, questa volta sono state le pecore, ma chi lo sa se magari l'orso, avendo fame, ha reagito subito il comandante, meglio così, preferisco dire io una stupidata che accada davvero. E cosa vi hanno detto comunque le istituzioni? Va bene, noi comunque come allarmismo non c'era allarmarsi con la Certo, perché voi siete abituati. Almeno qua da noi, qui è passato anche sulle stalle nostre, qua vicino dove sono gli allargamenti, però avevamo una casera lì con il custode e quindi è girato alla larga. I cani per dire non hanno neanche sentito, quindi non si avvicina sicuramente a case o quant'altro. Quindi non è un allarme come allarmismo, non ce n'è sicuramente, dal mio punto di vista come si vede finora. Va bene, allora abbiamo avuto due... Sì, no, lo ringrazio perché mi dà anche l'occasione di dargli una risposta un po' complessa e completa su quello che sta facendo. E poi due reazioni differenti, dalla testimonianza di prima, qui invece molto più tranquillo e l'animale è 100 volte anche più grosso e pericoloso. I montanari sono più di forzatura. Sono forti. Pianone è sempre lì? Sì, ci sono. Prego. Sì. Stava dicendo? Altrimenti la saluto ringraziandola. Adesso le rispondo. No, con le istituzioni, dicevo solo una cosa, che appunto non dico sull'animale che non ha radio collare, ma almeno quello che ha radio collare, che si attira in zona, che almeno ci sia un minimo di avviso qualche giorno prima, visto esatto, dove gira, in modo da un avviso ci vuole. Da monitorare. Che sia avvisato almeno qualcuno, le istituzioni che devono avvisare appunto gli allevatori, qualcuno sia avvisato. E poi anche sul discorso dei risarcimenti, perché dicono che sono stati risarciti quelli degli anni scorsi, però a me non risulta proprio così velocemente, perché mi sembra che è stato prolungato anche di un anno, quindi il risarcimento sta dicendo? Sì. E poi il problema non è che l'orso arriva sul gregge, uccide 5 pecore, se le mangia, le altre 5 rimangono là, sia tutto finito così, perché non è proprio così, perché l'animale può avere anche un trauma. Quelli che rimangono può essere che non vanno più a partorire, può essere sì. Ah beh certo, per la paura. Pianon, io la ringrazio, un saluto e un saluto soprattutto anche alla sua gente e alla sua terra. Un saluto. Grazie, un saluto anche al comandante, buonasera. Buonasera.
Allora, prego, so che voleva... No, allora, dell'orso e anche del lupo stiamo parlando non di presenze aliene, ma di ritorni. Esatto. Di E questo è ritorni, positivo. sì, che ci dobbiamo appunto mettere in testa che sono dei ritorni benvenuti, perché sono un vulnus, una ferita agli ecosistemi fatti nel passato, frutto della necessità, quando le nostre popolazioni montane vivevano di quella scarsa agricoltura che la montagna offre e soprattutto di zootecnia. Quindi ci sono epiche storie secolari di una guerra dell'uomo contro l'orso e contro il lupo che aveva Certo, è portato... uscito anche recentemente la storia di Belle e Sébastien e lì c'è fino anche questo. alla scomparsa dell'orso nella prima metà dell'Ottocento nelle montagne bellunesi. Adesso è ritornato come frutto di migrazioni spontanee dalla vicina Slovenia Sì. e Croazia e di come tutela, diffondersi, peraltro la specie è cacciata nei paesi dell'est, e di diffondersi di un nucleo di reimmissione fatto con un progetto LIFE all'inizio degli anni 2000 dalla provincia di Trento. Allora, la pubblica amministrazione si è posto il problema trattandosi di una situazione più complessa rispetto alla vecchia nemica dei pollai, che è la volpe, che è una presenza consuetudinaria e su cui sì, anche l'allevatore è Sì. più attrezzato. Ci si è posto il problema in maniera seria, la provincia di Trento l'ha fatto, collaudando un sistema. La Regione del Veneto ha fatto un protocollo operativo per la gestione degli orsi problematici, ha fatto una convenzione con il Corpo Forestale dello Stato, quindi in questa azione siamo direttamente coinvolti e siamo un po' anche i coordinatori dell'azione di Metto un intervento. po' fretta perché siamo in chiusura. Sì, c'è un protocollo di gestione piuttosto complesso, frutto di studi fatti dall'ISPRA, che è l'ente di Stato deputato appunto agli studi e problematiche ecologiche e avvallato dal Ministero dell'Ambiente, che prevede delle squadre addestrate e dei protocolli operativi di gestione di questi fenomeni che purtroppo non sono infrequenti, ma sono comunque abbastanza rari, di orsi eccessivamente confidenti, che perdono un po' la loro selvaticità. Esatto. E si avvicinano. Ricordiamo gli episodi di Asiago degli anni scorsi, lì le prede predilette erano gli asini, e comunque ci sono stati nel Cadore, nella montagna bellunese, diverse aggressioni a carico di pecore e di capre. Quindi gli allevatori devono contattare immediatamente o la provincia o il Corpo Forestale, lì avranno tutte le istruzioni, avranno il supporto di squadre specializzate sia nella deterrenza degli orsi, o se la cosa non si riuscisse a contenere, anche nel loro spostamento attraverso sedazione o addirittura nei casi più problematici anche all'abbattimento. No, mi spiace sentire che non ci sia stata una prontezza dei risarcimenti, ma so che questo era un impegno della Regione Veneto abbastanza preciso, insomma, ma credo che sia stato qualche disguido. Quindi raccomando a tutti, soprattutto per le due specie più problematiche, ma in fondo più belle, più arricchenti dei nostri ecosistemi, che sono il lupo e l'orso, e le segnalazioni vanno immediatamente passate al Corpo di Polizia Provinciale e al Corpo Forestale dello Stato, e troverete risposte concrete e precise. Grazie a Paolo Zanetti, comandante del Corpo Forestale dello Stato. Grazie agli ascoltatori. Grazie di essere corso qui da noi a darci qualche informazione. E l'orso non attacca l'uomo, meno male, ho detto una stupidata. Ma sono estremamente esatto. Rare, meno male. Lasciamo alle leggende nordamericane. Lasciamolo in America, dai. Ok, noi torniamo domani sera alle 19:15 come sempre con iReporter per te. Grazie a Dennis in regia. Sigla.